Buongiorno, buongiorno da Focus TG. Apriamo con una notizia appena arrivata. Vediamo la prima pagina del Gazzettino. È accaduto a Marcon nel Veneziano. Un operaio è morto schiacciato da un tornio. L'incidente in officina. L'uomo è stato travolto dal macchinario. Ovviamente vi daremo altri particolari nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Andiamo però a Mussolente, dove c'è stata una violenta aggressione in casa e un uomo ha aggredito la compagna ed è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Luisa Bertini e Simone Squarcina sono andati dal comandante dei carabinieri di Bassano del Grappa, Matteo Alessandrelli. Ennesimo episodio di violenza domestica avvenuto a Mussolente, una lite degenerata, un arresto per tentato omicidio. Di questo ci racconta tutto il comandante della compagnia di Bassano, Matteo Alessandrelli. Sì, domenica notte intorno alle 2:30 una pattuglia di carabinieri di Lusiana è intervenuta in un'abitazione nel comune di Mussolente, dove era stata segnalata un'aggressione da parte di un uomo nei confronti della moglie. Giunti sul posto, i militari hanno acclarato come poco prima questo 39enne romeno, a seguito di una lite per motivi di gelosia e probabilmente in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, avesse aggredito la moglie, prima spingendola con forza sul balcone dell'abitazione, poi afferrandola per il collo e cercando di scaraventarla al di là della ringhiera per farla probabilmente cadere nel vuoto da un'altezza di circa 7 metri. Tempestivamente è intervenuta la figlia minore della coppia che ha interrotto questa aggressione chiedendo al padre che cosa stesse facendo. Alla vista della figlia l'uomo ha lasciato, l'ha presa al collo della moglie e si è allontanato, per poi rincasare dopo circa 20 minuti e trovare sul posto già la pattuglia dei carabinieri che era appunto tempestivamente intervenuta. L'uomo è stato bloccato e condotto presso i nostri uffici per i successivi accertamenti, all'esito dei quali, essendo emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti, è stato dichiarato in stato di arresto e associato alla casa circondariale di Vicenza. A seguito della convalida poi dell'arresto è stato trattenuto in carcere e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, appunto. L'avete sentito, ennesimo episodio di violenza per cui si rinnova l'appello anche da parte del Comando Provinciale dell'Arma a denunciare. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Violenza a tutto campo, è il caso di usare la parola campo perché qua ci sono di mezzo i calciatori. Michael Liguori, che è il bomber del calcio Padova, condannato in primo grado con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne. Sentiamo il commento del teologo Don Giovanni Brusegan. Direi lo farebbe giocare. No, purtroppo, perché io tengo per il Padova e mi fa piacere che vinca, però ci sono dei valori e dei momenti nella storia personale e sociale in cui bisogna fare delle scelte che ti fanno sanguinare, in questo caso non è così, comunque fanno patire, ma non devono fermarsi al coro di tifoserie o a valutazioni di tipo moralistico, ma constatazioni di una società che sta degradandosi, che ha dei simboli importanti che devono essere positivi e non controproducenti. Scuote le coscienze il caso di Michael Liguori, il bomber del calcio Padova, condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una 14enne. Don Giovanni Brusegan, tifoso biancoscudato, è chiaro, i calciatori, come i preti, incarnano dei valori e per questo hanno una responsabilità sociale. Non si tratta di tradurre in chiave politica, partitica, e secondo me oggi attualmente c'è questa predisposizione antagonistica che ci fa uscire da quello che è uno sguardo più possibilmente adeguato. Credo che i calciatori, come i cantanti, come altre persone, anche noi preti, che rivestono dei ruoli e sono simboli per una società
relativamente in disgregazione, sono dei simboli che devono assumersi la responsabilità di realizzare il significato che rappresentano, che realizzano. Una responsabilità sociale che ricade anche sulla società calcistica. Io ritengo che qui sia il giocatore come persona un discorso. Quello che ha fatto in sé, che è più che negativo, è, come dire, simbolico di un erotismo, di una violenza, di un'arroganza che sta continuando ad emergere nella nostra società, che si presenta ancora maschilista e forse neopatriarcale. Quindi al di là della sua persona, che va per così dire colta nella sua fragilità e nella sua adolescenza acerba che ha vissuto, nel suo strapotere per quello che vuol dire essere giovani e essere potenti, cioè calciatori. Però al di là della sua persona, la simbologia che è in gioco è grave. La squadra probabilmente ha pensato di avere uno sguardo di benevolenza rispetto al ragazzo, di interesse rispetto al profitto calcistico, ma credo che bisogna prendere delle posizioni radicali che non ostentano la condanna tout court dal punto di vista giuridico, che è lasciato ai giudici, o dal punto di vista personale, ma di per sé il fatto è condannabile, è gravemente stigmatizzante, e quindi anche chi lo ha compiuto dovrà sottomettersi non solo al giudizio della giustizia sociale, ma anche a quella dell'antropologia simbolica che rappresenta. Ricordiamo che anche un altro calciatore coinvolto in questa inchiesta sulla violenza sessuale è stato rinviato a giudizio. Vediamo il titolo di Padova Oggi. Dopo Liguori anche Cretella, processo per presunta violenza sessuale. Le associazioni che lottano contro la violenza sulle donne ovviamente stigmatizzano il fatto che il Padova abbia deciso di far giocare Liguori. Un episodio molto spiacevole, queste parole utilizzate dal mister del calcio Padova Matteo Andreoletti in riferimento alla vicenda di Michael Liguori, condannato in primo grado per violenza sessuale, hanno indignato la presidente nazionale di Dire Donne in Rete contro la violenza, Antonella Veltri, che in una nota pubblicata ha condannato la scelta della società biancoscudata di far giocare l'attaccante giudicato colpevole in primo grado dal Tribunale di Teramo per uno stupro nei confronti di una 14enne avvenuto nel 2018. Riteniamo inaccettabili le parole di Andreoletti, allenatore del Padova, in riferimento alla vicenda Liguori, ha dichiarato la rete Dire. L'allenatore si è spinto ad auspicare che il calciatore torni a segnare qualche gol per ritrovare la propria serenità, continua Veltri. Siamo allibite, non solo per la banalizzazione di un crimine gravissimo quale quello dello stupro, che per l'allenatore del Padova viene ridotto ad una sorta di semplice spiacevolezza, ma anche perché è evidente che in una sorta di ribaltamento di responsabilità per l'allenatore non è alla vittima di violenza che va rivolta la solidarietà, ma all'uomo che è stato condannato, come se nel processo fosse lui la parte offesa, ferita e danneggiata. La scelta di far giocare Liguori all'indomani della sentenza di primo grado che lo condanna è stata letta come una mancanza di rispetto nei confronti delle ragazze che hanno denunciato la violenza. Lo sport è uno straordinario strumento per l'educazione e la socialità dei ragazzi e delle ragazze. Il calcio è seguitissimo e proprio per la sua indubbia notorietà ha una responsabilità in più. La società Calcio Padova non può e non deve ignorare la vicenda semplicemente archiviandola. Questo invece il commento delle donne democratiche di Padova. Andiamo a Venezia, in particolare a Mestre, perché c'è lo sciopero dei lavoratori del porto, uno sciopero che è scattato oggi. Si tratta di 100 lavoratori che contestano le decisioni del presidente del porto e ne chiedono anche le dimissioni. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento siamo qui alla sede della CGIL perché è vero, come hai anticipato, che ieri è stato annunciato lo sciopero a oltranza, però il presidio ancora non si può fare perché ovviamente servono i permessi necessari. Qui insieme a noi c'è Federica Vedova, segretaria generale FILT CGIL Venezia. Allora, Federica, abbiamo sentito, l'ha anticipato anche in studio poco fa il nostro direttore, i lavoratori temporanei, lo ricordiamo,
ricordiamo sono un centinaio, e hanno chiesto anche le dimissioni del presidente dell'autorità portuale Fulviolino Di Blasio. Questo dopo anche un incontro abbastanza acceso che c'è stato ieri pomeriggio. Allora, lo scontro su che cosa è? Su dei punti del bando di gara. Il bando di gara è praticamente quella traccia su cui poi si costruisce il futuro di quello che è il lavoro portuale per i lavoratori soggetti all'articolo 17. Cos'è l'articolo 17? È praticamente quell'articolo che definisce il lavoro portuale, diciamo, in somministrazione, quella che è definita il pool di manodopera. Nel porto ci sono diversi terminal, ovviamente i terminal hanno i loro dipendenti, però ovviamente hanno anche la necessità di acquisire quotidianamente professionalità diverse e un surplus di personale. Questo personale viene dato attualmente a Venezia dalla nuova compagnia dei lavoratori portuali. Il bando che governa tutto questo e che stabilisce che la nuova compagnia dei lavoratori portuali era scaduto da più di 2 anni e mezzo, quindi c'era la necessità di uscire con un nuovo bando. Abbiamo in questi 2 anni e mezzo sollecitato un nuovo bando con determinate caratteristiche che andassero a rafforzare la tutela verso questi lavoratori, che sono comunque lavoratori, come dire, che non hanno una casacca ma che indossano la casacca di volta in volta, no, del contesto dove vanno a operare. Abbiamo appunto chiesto garanzie rispetto alla clausola sociale, quindi all'assoluta tutela dei posti di lavoro e delle professionalità all'interno di quei posti di lavoro. Abbiamo insomma richiesto una serie di cose, queste cose poi nel bando non hanno trovato concretezza. Noi avevamo anche condiviso delle linee guida, CGIL, CISL e UIL, cioè le sigle che rappresentano i lavoratori, e condivise con l'autorità di sistema. Queste linee guida sono state allegate al bando, però alcuni punti sono assolutamente non chiari. Il Presidente ce li ha chiariti in una conference call, ma sono chiarimenti che rimangono appunto esclusivamente verbali. Noi abbiamo necessità, i lavoratori hanno necessità, io posso anche, come dire, fidarmi, ma i lavoratori hanno necessità di vedere questa cosa in maniera scritta, in maniera formale, quindi di essere rassicurati. Quindi le parole non sono sufficienti, loro vogliono un'azione, altrimenti continueranno con lo sciopero. Lo sciopero continua. Ovviamente non si è fermato tutto il porto, voglio chiarirlo, si sono fermati ovviamente i lavoratori articolo 17, però non escluderemo che anche i lavoratori delle altre realtà portuali, magari per solidarietà, decidano di formarsi. Ovviamente per quanto riguarda le iniziative anche sul territorio, fisiche e di presidio, dovremo insomma aspettare le autorizzazioni. Grazie a Federica Vedova, ovviamente anche noi continueremo a seguire lo sviluppo di questo sciopero con gli eventuali presidi nei prossimi giorni, sempre che dall'autorità portuale non arrivi invece un'azione concreta come chiedono queste centinaia di lavoratori. Ringrazio appunto ancora Federica Vedova, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso andiamo invece a Bassano del Grappa da Alex Giuliano, perché finalmente sta partendo oggi la riqualificazione attesa da molti anni dell'area ex Elba. A te Alex. Buongiorno direttore, sotto la pioggia a Bassano, hai detto benissimo, si comincia a muovere qualcosa. Dopo anni in cui quello che vedete alle nostre spalle, ovvero l'area dell'ex Elba, è stato un punto nero, un punto interrogativo, un incompiuto di Bassano, adesso questo punto interrogativo è pronto a diventare un punto esclamativo. Perché? Perché è iniziato l'iter per la riqualificazione, che porterà alla riqualificazione di un'area che insomma occupa 40.000 metri quadrati e voglio dire un problema ambientale, un cosiddetto ecomostro anche sotto certi punti di vista, che per anni ha contraddistinto quest'area di Bassano.
Bassano. Noi siamo in compagnia dell'assessore Andrea Zonta. Assessore, diciamo, non parte proprio ufficialmente la riqualificazione, ma è partito l'iter che porterà presto alla riqualificazione e alla demolizione di questo stabile. Sì, diciamo che l'iter dal punto di vista amministrativo è già sul tavolo delle varie amministrazioni da circa 2 o 3 anni. Si è arrivati già a un accordo, il mese prossimo sarà un passaggio molto importante in Consiglio Comunale che chiuderà diciamo questo iter autorizzativo, dopodiché il privato potrà andare a costruire quello che gli è stato concesso. Ecco, quali saranno gli step, i prossimi step, al di là del passaggio in Consiglio Comunale a novembre, come cambierà la faccia di Bassano, di questa Bassano? Sì, l'accordo pubblico-privato che c'è stato tra il privato e l'amministrazione comunale è quella di demolire l'intero stabile, di costruire 2 unità commerciali, una da 1500 e una da 2500 metri quadrati. La cosa importante in grande interesse pubblico è che viene dimezzata la capacità edificatoria dell'area a favore di un bosco urbano, di una pista ciclabile e anche di realizzazioni di pavimentazioni permeabili, pertanto un grande aiuto a quella che è la parte idraulica di tutto questo sistema che, come lei ha detto prima, magari si può definire ecomostro, che poi diventerà invece un po' più vicino a quelle che sono le necessità anche del nostro ambiente. Ecco, abbiamo detto, direttore, un'opera tanto attesa, un'opera che i bassanesi vogliono vedere completata il prima possibile. In chiusura vogliamo dare delle indicazioni, per quanto approssimative, sulla tempistica? Sì, chiaramente una volta concluso l'iter autorizzativo da parte del Comune, da parte dell'amministrazione comunale, e la parte pubblica non ha più carta in gioco, nel senso che tutta la partita si sposta al privato, che deve fare il progetto esecutivo, deve avere il permesso a costruire in base alla convenzione e poi potrà realizzare l'opera. Diciamo che noi confidiamo che se il privato ha avuto questa lampadina, cioè ha cercato questo accordo, lo voglia lui chiudere il prima possibile. Io ritengo che un privato, se vuole, nel giro di 2 o 3 anni un lavoro così lo chiude e diventa effettivamente usufruibile in modo diverso dai privati che ci lavoreranno, ma anche dal pubblico, dai bassanesi e non, che vorranno recarsi a visitare queste strutture commerciali. Direttore, questa dunque la situazione, si muove qualcosa per quello che riguarda l'area dell'ex Elba. Noi chiaramente seguiremo i vari iter, i vari step e adesso ti restituiamo la linea. Grazie, pur si muove, potremmo dire. Nel pomeriggio, torniamo alla cronaca. Nel pomeriggio di ieri la squadra mobile di Treviso ha rintracciato e denunciato un pluripregiudicato italiano del 68, presunto autore di un furto con la tecnica dell'abbraccio consumato a Treviso ai danni di un anziano di 75 anni. L'episodio risale al 7 dicembre 2022, quando il 53enne, spacciandosi per infermiere, aveva avvicinato la vittima mentre stava portando a passeggio i cani. Improvvisamente, cingendolo con un abbraccio, aveva sottratto all'anziano un bracciale ed una collana in oro del valore di diverse centinaia di euro. L'episodio fortunatamente era avvenuto sotto gli occhi di un poliziotto fuori servizio della questura di Treviso. Quest'ultimo, sentendo le grida dell'anziano, era immediatamente intervenuto, riuscendo a vedere il volto dell'uomo e memorizzando anche il numero di targa dell'auto utilizzata per allontanarsi. E quindi da qui è stato facile, grazie a questo intervento, arrivare all'identità del presunto responsabile, che è già stato denunciato all'autorità giudiziaria. Bisogna stare attenti, perché ti vengono incontro sorridendo: caro, carissimo, quanti anni che non ci vediamo, ti abbracciano e ti sfilano il Rolex o il portafoglio. Altra tecnica utilizzata oggi, sempre questa grande cordialità: carissimo, uno che non hai mai visto in vita tua, carissimo, che bello rivederti, guarda, sono così contento di rivederti che ti regalo 3 cassette di frutta. Apre il baule, porta fuori, ti dà 3 cassette di frutta e una dice grazie, ma come mai? Sì, però sono 25 euro, ti faccio lo sconto.
no? Perché se non paghi poi diventano minacciosi, così ci hanno raccontato degli anziani che sono le vittime di queste aggressioni, perché di aggressioni si tratta. E quasi 80 grammi di fumo invece nascosti in un puff della cameretta è quanto hanno sequestrato i carabinieri della stazione di Dosson di Casier lo scorso 10 ottobre nell'abitazione in cui vive un 17enne con i genitori. Per il giovanissimo studente è scattato l'arresto. I militari sono intervenuti per svolgere una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria minorile in casa del giovane, durante il quale è stato rinvenuto lo stupefacente. Il giovane, in seguito a questa scoperta, è stato tratto in arresto per spaccio ed affidato alla custodia dei genitori conviventi. Nei giorni scorsi l'arresto è stato convalidato ed applicata nei confronti del minore la misura della permanenza in casa con il permesso di frequentare la scuola, quindi un arresto, diciamo, ai domiciliari. Domani pomeriggio alle 14:30 Gaglio, l'ultimo saluto a Luigi Rossato, il medico che è morto nell'esplosione della sua villetta, che è stata purtroppo causata da operai che stavano lavorando per la posa di cavi ottici e che hanno tranciato il tubo hanno tranciato il metanodotto. Sarà lutto cittadino domani a Gaglio in occasione dei funerali di Luigi Rossato, il 72enne che ha perso la vita lo scorso 1° ottobre nell'esplosione della sua casa a seguito di una fuga di gas. La Procura di Vicenza, che si occupa dell'inchiesta, ha firmato il nulla osta per la sepoltura del medico in pensione dopo che sul corpo è stata eseguita l'autopsia. Intanto proseguono le indagini per fare chiarezza sull'inferno di fiamme di via Eck. Resta da capire come sia stato possibile tagliare la condotta di media pressione con la conseguente fuoriuscita di gas e l'esplosione della villetta della famiglia Rossato, che ha causato la morte del medico e il ferimento del figlio. Domani alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Gaglio l'ultimo saluto al dottor Rossato. Questa sera alle 20:30 la veglia di preghiera. Stamattina il sindaco Marinella Sambugaro ha firmato l'ordinanza con la quale ha proclamato il lutto cittadino. In segno di cordoglio le bandiere saranno esposte a mezz'asta. L'amministrazione comunale, si legge, invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune. Inoltre gli esercizi commerciali sono invitati a sospendere l'attività durante la cerimonia funebre. Servizio di Monica Smiderle: non sono convinti della proposta del governo di abolire i test di medicina gli specializzandi padovani, che criticano la decisione di rimandare la selezione dopo il primo semestre di frequentazione del corso di laurea. Sentiamo. Il test viene solamente posticipato, ossia sarà possibile per gli studenti iscriversi alla facoltà e frequentare un primo semestre comune tra medicina, veterinaria, odontoiatria e biotecnologie, e dopo 6 mesi verrà stilata una graduatoria, apparentemente per quello che si riesce a desumere dal documento, nazionale tra tutti gli atenei italiani, da cui poi gli studenti potranno accedere al secondo semestre. Quindi il numero chiuso c'è e rimarrà. Verranno aumentati i posti, portati a 25.000, quindi un aumento del 25%, ma il numero rimane, e questo è secondo me necessario sottolinearlo. L'Associazione Medici Specializzanti di Padova fa chiarezza sulla proposta della Commissione in Senato della cancellazione del test d'ingresso per la facoltà di medicina, sostituita da un semestre di frequentazione a cui poi farà seguito la valutazione che ne determinerà l'iscrizione effettiva al percorso di studi. Per i medici specializzanti l'iniziativa del governo non va a colmare le carenze di personale medico, ma anzi potrebbe creare nuovi problemi. Lo sguardo infatti è rivolto alla Francia, dove questo sistema è in funzione. Noi abbiamo delle esperienze internazionali, abbiamo l'esperienza francese che utilizza proprio questo modello, e secondo cui gli studenti che vi sono sottoposti non sono privi di effetti collaterali, diciamo, legati, di eventi avversi legati a questo, ma anzi soffrono di un elevato numero di patologie sia psichiatriche che anche di stress,
rispetto alla popolazione generale, perché ovviamente lo stare sotto stress tutto il tempo del primo semestre non aiuta. Gli studenti scartati dopo il semestre verrebbero considerati di serie B e poi gli specializzandi puntano il dito sull'oggettività del giudizio. Per quanto nel testo venga espresso che bisognerà trovare un modo per rendere la valutazione uniforme, in realtà non spiega né come né quando questa valutazione verrà eseguita. Sappiamo solamente che verrà fatta alla fine del primo semestre, che apparentemente valuterà il numero di CFU, ovvero sia di esami superati e acquisiti, e quindi la media con i quali gli studenti superano i singoli esami. Però va detto, qualsiasi evento che è sottoposto al fattore umano è quindi passibile di una certa soggettività di giudizio. Per risolvere il problema della carenza di personale sanitario serve programmazione, concludono gli specializzandi. Ieri proprio il Presidente Luca Zaia ha esultato alla notizia della fine del numero chiuso, che è tra le cause della mancanza di medici oggi, no? Oggi i giovani iscritti alla Facoltà di Medicina hanno davanti a loro delle praterie occupazionali, ma il problema è che davvero c'è un vuoto spaventoso, perché molti medici sono andati in pensione e non c'è stato il ricambio che serve in queste situazioni. A proposito di medici, ieri Carlo Alberto Inghilleri ha intervistato un medico che è stato aggredito, che non ne può più, che addirittura ha deciso di dimettersi. Rivediamo questa intervista esclusiva. Medici in trincea. Sono 1864 le aggressioni subite dagli operatori sanitari in Veneto nel 2024. L'ultima si consuma a Vicenza, San Pio X, un quartiere che porta i segni del degrado, sporcizia, furti, droga. Ed è qui, nell'ambulatorio del dottor Massimo Merini, che si presenta un tunisino. Il medico se lo trova di fronte, nella sala d'aspetto. Avanti il prossimo. Buongiorno. Guardi, io l'ho allontanata per un comportamento aggressivo verso di me. L'ho comunicato all'AS, la prego gentilmente di alzarsi. Davanti agli occhi esterrefatti degli altri pazienti, lo straniero, che sembra alterato dall'alcol, chiede dei farmaci che il medico non intende prescrivergli. Sì, lui mi chiede insistentemente dei farmaci sedativi usati, che noi sappiamo, nel mondo del racket per tagliare gli stupefacenti. Rifiuto categoricamente, la sua risposta è alzarsi, minacciarmi, bestemmiarmi, dicendomi qua si mette male per lei. A un certo punto io estraggo questo attrezzo, che è lo spray al peperoncino, che ahimè sono dotato, e gli intimo di alzarmi. Tengo i nervi saldi, i pazienti erano terrorizzati e lui, bestemmiando, per fortuna se ne va. Minacce, insulti, ma il dottor Merini ha sangue freddo e gestisce al meglio la situazione. Purtroppo però non è la prima volta che si trova a fronteggiare pazienti aggressivi, e non è l'unico. 15 mesi fa una dottoressa in un quartiere qua vicino a Cabalbi fu strangolata da una persona che pretendeva molti giorni di malattia. Lei pubblicò nella chat e nei nostri medici di famiglia, siamo circa 70 a Vicenza: ragazzi, non ce la faccio più, io ho crisi di ansia, ci ha mostrato i segni dello strangolamento, io mi licenzio. Noi medici siamo rassegnati, nessuno ci difende, in ospedale le aggressioni succedono, ma loro hanno i rangers e poi sono equipe, noi siamo da soli, chiunque può venire, minacciarci, rubare, spingerci, aggredirci. La situazione è esasperata. Il dottor Merini ha deciso di dare le dimissioni e i suoi 1600 pazienti resteranno senza un medico finché l'ULSS non ne nominerà uno nuovo. Ma così non si può più andare avanti. Istituiamo uno sportello per il medico aggredito in burnout, eccetera, perché noi abbiamo un risentimento poi psicoemotivo che ci portiamo a casa. Non costa nulla, è da 2 anni che lo propongo, ho sempre trovato semafori rossi. 2, consentiteci di mettere una webcam che ci difenda. Tuttora le mie proposte di installare una banale webcam di 40 euro è stata sempre negata. Perché? Perché c'è il motivo della privacy. Il dottor Merini ha la passione per il suo lavoro. Ha lavorato in Africa, ha operato in zone di guerra, ma questa guerra, quella strisciante del degrado, dell'inciviltà, è diventata logorante, inaccettabile, e sono in aumento gli episodi di pazienti aggressivi. Queste persone, e non sono poche, sanno di rimanere impunite, sanno che nessuno toccherà, saranno toccate per un dito. Quindi il mio appello, anche se, ripeto, sono molto rassegnato, è aiutateci. Sentiamo dopo questo appello il commento dell'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco.
Nei giorni scorsi un altro medico di base aggredito, il quale minaccia addirittura le dimissioni dal servizio pubblico, un servizio essenziale, fondamentale per i cittadini, medici, sanitari aggrediti e pazienti in pericolo anch'essi. È inaccettabile quello che sta accadendo nella nostra città dal punto di vista della sicurezza. Chiedo alle istituzioni tutte, in particolare al Comune di Vicenza, di intervenire per mettere in sicurezza anche i nostri sanitari sul territorio. Il vigile di quartiere non funziona, è tutta propaganda politica del sindaco Possamai, bisogna dare un servizio di efficienza e di sicurezza che i cittadini devono percepire al 100%. Allora, questo era l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Adesso parliamo di furti, di criminalità molto diffusa, di furti in particolare all'interno delle abitazioni. Andiamo in diretta da Federico Fusetti. Vai Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG e insomma ancora queste notizie che circolano di tentati furti nella Marca. Adesso in questo momento siamo a Roncade con Cristina Andemma di Furti in Corso, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Però io e Nicoletta Rizzetto veniamo da Mogliano dove siamo andati così a vedere perché erano arrivate notizie di tentati furti anche lì in un paio di vie. In effetti abbiamo parlato con tanti residenti, se non è stata stanotte è stata magari qualche notte fa che hanno avuto comunque queste sensazioni di magari malintenzionati che circolano per le strade, insomma tutti un po' allarmati. Com'è la situazione? La situazione resta sempre purtroppo la stessa, siamo nel pre-cambio dell'ora, quindi abbiamo già un'escalation di furti e abbiamo visto appunto Mogliano che era già stata colpita 2 o 3 giorni fa e da oggi cominciano a comparire anche le immagini di questi delinquenti all'interno delle proprietà private, dei giardini e di tutto, perché la gente poi si è proprio stancata e quindi vuole anche mettere un po', scusate il termine, alla gogna queste persone. E ovviamente pubblicano sempre in forma anonima, ahimè purtroppo, perché hanno anche paura di ritorsioni, sperando che poi vadano a fare le denunce ai carabinieri, però è un continuo, solo oggi siamo a 3-4 segnalazioni di questa notte, quindi se pensiamo in un piccolo comunque comune di Mogliano, 4 tentati furti, senza considerare quelli che non hanno Facebook magari, è abbastanza grave e quindi bisogna veramente entrare nell'ottica di cominciare subito a correre ai ripari e darsi una mano tra di noi. Ecco, tra l'altro andiamo verso il buio, cioè tra virgolette, nel senso che il sole che tramonta sempre prima, pomeriggi bui appunto. Qualche consiglio? Ma sicuramente sì, 10 giorni a cambio dell'ora, quindi avremo veramente ringiovanire molto presto. Le solite raccomandazioni che sono importantissime: se andate via 2 o 3 giorni per il ponte famoso dei morti, come si dice, fatevi togliere la posta dalla cassetta delle lettere, lasciate una luce accesa, non tenete mai nulla di aperto anche per 5 minuti, perché loro sanno che uscite per 5 minuti e entreranno in 2 e faranno già quello che devono fare, quindi mi raccomando, prestate attenzione. Domenica mattina, appuntamento importante per voi di Furti in Corso, un incontro con i cittadini, con i sindaci, sì. Lo ricordiamo. Certo, domenica 20 in Piazzetta del Domoro, diciamo adiacente a Piazza dei Signori, ci sarà un incontro molto importante, è costato anche fatica a gestirlo, però con tanti sindaci, tante associazioni e dove tutti si troveranno per fare un po' il punto della situazione e chiedere anche immediata aiuto alla prefettura di partire con un supplemento di forze dell'ordine. Ultima cosa, come ci si dà una mano fra residenti, fra cittadini? Allora, tra noi tutti possiamo far rete, quindi usiamo questi spazi di gruppi ormai accreditati per segnalare le cose tra di noi, ma prima ricordiamoci che va sempre segnalato e denunciato alle forze dell'ordine e poi subito sui furti, così almeno so che nella zona cominciano a muoversi e io prendo un po' di accortezza in più. Bene, direi che è tutto, direttore, da Roncade, ma insomma più che Roncade veramente parliamo della provincia di Treviso per questa situazione che rischia di essere ancora più difficile con l'imbrunire con l'ora legale. Con Nicoletta Rizzetto ti salutiamo i telespettatori e ti ridiamo la linea. Grazie molte, grazie a Federico Fusetti e dalla zona nord di Treviso al PUT nuove telecamere sono in arrivo per il monitoraggio del territorio, non sono autovelox ma strumenti per le forze dell'ordine, afferma il sindaco Mario Conte, aiuteranno a prevenire e intervenire nei casi di furti, aggressioni e baby gang.
Sono una decina, 10 nuove telecamere che però sono targa system, quindi rilevatori non soltanto visivi ma anche di targhe e del colore degli automezzi, che hanno tutta una serie di funzioni specifiche proprio per le forze dell'ordine atte a monitorare i movimenti sul territorio. Nuovi occhi elettronici di ultima generazione presidieranno il capoluogo. Questo è il contenuto del protocollo firmato in prefettura con il via libera del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il contributo ministeriale è di 72.000 euro, obiettivo iniziare l'installazione già nei prossimi mesi, soprattutto nell'area nord della città, al momento meno presidiata dalle telecamere. Dispositivi saranno collocati anche lungo il PUT, così come concordato accanto a tutte le forze dell'ordine e alla polizia locale. Quale sia la priorità, a spiegarlo è lo stesso primo cittadino. Soprattutto prevenzione dei crimini, non sono autovelox ma sono rilevatori di passaggio, quindi vengono registrate le targhe in entrata e in uscita dal nostro territorio comunale e sono tutti strumenti utili per le indagini che potremmo consegnare alle forze dell'ordine nel caso di necessità. Si aggiorna così la contabilità delle telecamere puntate sulle zone più frequentate e calde di Treviso. Abbiamo 260 videocamere di sorveglianza nel territorio, più 36 attualmente targa system che diventeranno 46, quindi superiamo potenzialmente i 300 occhi presenti nel nostro territorio a supporto delle nostre forze dell'ordine. Questa rete di videocamere ha portato in fase di indagine, sono risultati importanti perché di fatto ci consente di trovare quasi sempre i responsabili delle situazioni che possono essere atti vandalici, furti o altre situazioni criminose. Furti, aggressioni ma anche forse soprattutto baby gang e fenomeni di disagio giovanile, reati quelli tra i giovanissimi in crescita, così come confermato recentemente sempre da un tavolo in prefettura. Continuiamo ad investire da questo punto di vista qua proprio per lanciare dei messaggi che a Treviso la sicurezza c'è, vogliamo mantenerla e continuiamo ad investire per garantirla ai nostri cittadini. È stata emessa la condanna a carico di Diletta Miatello, e cioè la 53enne di San Martino di Lupari che uccise i genitori nel dicembre del 2022. Diletta Miatello è stata condannata a 28 anni di carcere per aver ucciso la mamma Maria Angela Sarto, 84 anni, e aver ferito gravemente il padre Giorgio Miatello, 89 anni, morto 2 mesi dopo l'aggressione. L'ex vigilessa di San Martino di Lupari è stata giudicata in primo grado dalla Corte d'Assise del Tribunale di Padova. Il pubblico ministero aveva chiesto per la donna l'ergastolo e 6 mesi di isolamento diurno per l'omicidio dei genitori colpiti a morte mentre stavano dormendo il 27 dicembre del 2022. L'aggressione nella casa di San Martino di Lupari, la madre finita mentre era a letto nella camera al piano superiore, il padre massacrato di botte mentre dormiva in divano. L'arma del delitto, cocci e suppellettili trovati in casa. Il processo ha ricostruito il rapporto turbolento tra Diletta Miatello e i genitori, con cui litigava spesso per ragioni di soldi, ma le radici del rancore sembra risalissero all'infanzia, caratterizzata da momenti difficili e comportamenti violenti del padre, confermati anche dalla sorella di Diletta, che quella mattina del 27 dicembre 2022 scoprì la mattanza. Diletta Miatello quel giorno aveva impedito alla badante di entrare in casa, poi aveva preso l'auto e si era rifugiata in un motel di Romano de Zelino, dove l'hanno trovata i carabinieri che erano arrivati sul luogo del delitto. Dovevano essere degli incontri sessuali a pagamento, in realtà erano delle trappole, vittime diversi professionisti della Treviso Bene, che però sono rimasti in silenzio. Alla sbarra per tentata estorsione 2 ventenni trevigiani, tra le minacce quella di rivelare le tendenze sessuali delle loro vittime a mogli e compagni. Erano talmente sicuri del silenzio delle loro vittime, quasi tutti professionisti e sulla carta irreprensibili padri di famiglia, che sui siti di annunci hot avevano pubblicato anche il loro vero numero di telefono, un senso di impunità che li avrebbe portati a ricattare diversi uomini, forse una ventina, ai quali prospettavano incontri sessuali in cambio di denaro, salvo poi, al momento di appartarsi, ricattarli anche violentemente. Il giro messo in piedi da 2 ventenni trevigiani, uno di Castelfranco, l'altro di
Montebelluna sarebbe stato molto florido e avrebbe fruttato tanti soldi, contanti che esibivano anche pubblicamente nei locali della zona, vantandosi delle loro prodezze. Lo schema era collaudato, a farlo saltare però è stata una vittima, un operaio 48enne che li ha incontrati nel maggio di 3 anni fa. Coppia di ragazzi maialoni cerca incontro era il tenore del loro annuncio con tutti i riferimenti del caso, da qui il primo contatto virtuale con l'elenco delle prestazioni richieste e relative tariffe e poi l'appuntamento fisico. Nel caso oggetto della denuncia la prima stretta di mano sarebbe avvenuta davanti al Duomo di Montebelluna, poi i 3 si sarebbero appartati per un rapporto orale in zona cimitero. Qui le minacce e i tentativi di estorsione, l'uomo avrebbe consegnato 50 euro a testa con la prospettiva di aggiungerne altri 200 in 15 giorni. Paga o ti mandiamo dei rom a spaccarti la faccia, una delle frasi utilizzate in questo come in altri casi, e poi la minaccia, chiamiamola così, di rivelare l'omosessualità a mogli e compagne. Insomma, un clima di intimidazione che il 48enne ha deciso di denunciare, contrariamente alle altre vittime che sono state comunque individuate in fase di indagine. Per i 2 ventenni accusati di tentata estorsione il processo inizierà a fine novembre. 3 mesi di carcere per l'ex assessore Renato Boraso, che coincidono con il giorno del suo compleanno. Boraso ha scritto una lettera all'amico Piero in cui si scusa con tutti e dice di essere molto provato. Tutto quello che ha scritto, che ha fatto, se è successo qualcosa l'ha fatto sicuramente in buona fede e non pensando se sarà vero. Quindi, se ha preso dei soldi non li ha presi con tangenti o quant'altro, sono tutti fatturati, quindi non è, se ovviamente tutto questo è un conflitto di interesse, diventa un problema che lui non l'ha fatto in cattiva fede. Ecco. A parlare Giampiero Trabuio, amico di sempre dell'ex assessore Renato Boraso, detenuto da 3 mesi nel carcere di Padova, l'unico dell'inchiesta Palude a non essere ancora uscito. Boraso ha scritto una lettera all'amico Piero in cui sostanzialmente chiede scusa per tutto, a lui, ad altri amici più stretti di Favaro, un paese per cui, racconta Trabuio, ha fatto tanto. Si manca per quello che ha fatto, per quello che poteva fare per il nostro territorio, ma non solo per Favaro, anche per tutto il comune, perché lui rappresenta tutte le difficoltà del nostro comune. Senza interessi, perché non l'ho mai sentito una volta che abbia detto voglio qualcosa in contropartita, no, mai. Lo faceva sacrificando anche la propria famiglia. Boraso scrive di essere psicologicamente provato, di sentire la mancanza della sua famiglia, la moglie Tiziana, i 3 figli. A giorni dovrebbe essere depositata la richiesta di scarcerazione da parte del suo difensore, l'avvocato Umberto Pauro, che punterà anche sulle dimissioni immediate da assessore presentate a pochi giorni dall'arresto. E proprio nel giorno in cui Boraso compie gli anni, Trabuio ci tiene anche a far sapere che lui e i suoi veri amici ci saranno. L'amico vero si vede nel momento del bisogno, ricordati, non nel momento in cui tutti stiamo bene, che si che gira, si diventa tutti amici. Ma i veri amici non sono tutti questi. I veri amici che quando c'è in difficoltà o che ha problemi si presentano. Gli amici sono quelli veri, quelli che ti seguono sempre, al di là di quello che è successo. È un triste compleanno per Renato Boraso, a me personalmente spiace molto perché è un amico, a proposito di amicizia, è stato tante volte a Focus, è un protagonista della politica, sta vivendo una situazione davvero molto penosa e drammatica, però deve fare i conti con la giustizia sperando appunto che riesca a dimostrare la propria innocenza. Lo spaventoso rogo alla PMG Trasporti di Volpago del Montello, ieri mattina in tribunale anche il Comune si è costituito parte civile ed è una richiesta che è stata ammessa, anche la collettività ha subito dei danni, ha affermato illegale. I cittadini non devono soffrire per effetto di un'attività illecita, se dovesse essere considerata tale, ovviamente col beneficio del dubbio, i cittadini non devono soffrire di un'attività illecita perpetrata da altri soggetti sostanzialmente.
È questo il principio che ha portato il comune di Volpago del Montello a costituirsi come parte civile nel processo chiamato a fare luce sul vasto incendio che distrusse il 5 gennaio 2022 lo stabilimento della PMG Trasporti, un rogo non accidentale secondo la procura, con i titolari della ditta, madre e figlio, accusati di incendio doloso e frode assicurativa. Anche il comune quindi ha subito dei danni, la mobilitazione era stata totale, aveva richiesto energia e tempo, in parole povere l'impiego di soldi e risorse pubblici. Il Comune ha voluto costituirsi parte civile in questo processo penale perché ritiene di avere un diritto soggettivo diretto alla tutela dell'incolumità dei propri cittadini e si è costituita per ottenere il risarcimento del danno per tutti quei costi amministrativi che ha dovuto sostenere nell'emissione delle varie ordinanze contingibili ed urgenti richieste peraltro da ARPAV in relazione alle acque contaminate dall'incendio, nonché per quanto riguarda le richieste di tutela provenienti dai vigili del fuoco per quanto riguarda tutta la struttura e dei capannoni ed eventualmente dei rifiuti che per effetto dell'incendio sono stati realizzati. Il conto finale è ancora in fase di computo, resta il fatto che la richiesta di costituzione è stata ammessa dal giudice, un passaggio niente affatto scontato a livello processuale. Si è agito anche per la tutela del diritto all'immagine, poiché il comune del Volpago di Montello è un comune i cui amministratori sono dotati di capacità tale per cui questi eventi devono essere assolutamente avere una tutela nei confronti dei cittadini. Quanto al processo, i due titolari sono accusati di aver appiccato volontariamente il fuoco usando del liquido accelerante in un luogo dove peraltro erano presenti sostanze già altamente infiammabili. Un gioco pericolosissimo, il tutto per incassare il premio assicurativo che era di 2 milioni di euro. Si torna in aula il prossimo 26 febbraio. Notizia appena arrivata: è stato identificato dai militari della compagnia di Castelfranco il giovane che sabato scorso aveva spruzzato dello spray urticante a bordo di un autobus che stazionava nel parcheggio della locale stazione delle auto Corriere. Si tratta di un 14enne straniero di seconda generazione che abita in provincia di Padova. Il ragazzo è stato identificato tramite le telecamere messe a disposizione da MOM ed è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio. A Vicenza sfreccia in moto senza targa e senza luci, denunciato dalla polizia dopo un folle inseguimento per le vie del centro. Alla guida di una moto da pista senza targa e senza luci anteriori che transitava in serata in corso Santi Felice Fortunato verso Viale Verona. Alla vista degli agenti delle volanti, il motociclista è scappato imboccando a gran velocità diverse strade cittadine fino a imboccare via Diaz in senso opposto, mettendo a rischio anche gli automobilisti. Un folle inseguimento culminato all'altezza di via Battaglione 7 Comuni, quando l'uomo ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti che a causa dell'atteggiamento aggressivo dell'uomo si sono visti costretti ad estrarre il taser, invitandolo a calmarsi e collaborare. Identificato, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale. La moto è stata sequestrata e il conducente sanzionato per le violazioni del codice della strada. A Padova continua a far discutere la scelta dell'amministrazione comunale di Padova di non adottare in via sperimentale l'utilizzo del taser. Sentiamo. Mi dispiace che l'amministrazione, almeno per il momento, e auspico, come ho detto nei giorni scorsi, possa rivedere le proprie posizioni. Perché? Perché il taser, al di là del fatto che a mio parere è più pericoloso una pistola, cosa che il corpo di polizia locale è dotato da oltre 20 anni, piuttosto che il taser, di fatto ce ne sarebbero solamente 2 per turno e andrebbero a dare quella garanzia ulteriore in termini di sicurezza e di protezione del personale di questa amministrazione. Sono amareggiati i rappresentanti sindacali degli agenti di polizia locale del comune di Padova. La chiusura verso la proposta di una sperimentazione nell'utilizzo del taser tra le loro fila risulta poco chiara. Gli agenti, dicono i rappresentanti dei lavoratori, utilizzano già la pistola e andrebbero formati all'utilizzo del taser. Siccome abbiamo l'arma, che è la pistola in dotazione, che è decisamente più pericolosa rispetto al taser, a questo punto dico consegniamo tutti l'arma. Non faremo più le sere, più le notti e ci rimetteremo a fare esclusivamente i divieti alle soste e quindi tutta quella che è la parte della polizia amministrativa. A questo punto mi verrebbe da dire questo, se non si vuole dare un ulteriore strumento di protezione.
Anche l'opposizione non è convinta delle giustificazioni date dalla Giunta in Consiglio Comunale. Singolare la risposta del sindaco anche quando dice che a Padova i problemi di sicurezza non esistono, che sono tutte notizie inventate dall'opposizione per farsi belli sui giornali. Evidentemente il sindaco vive sulla luna, vive da un'altra parte, non si accorge o non ricorda o fa finta di non ricordare che Padova è terza nella spaccio di droga, che ha un degrado diffuso, basta andare in stazione, basta vedere anche cosa succede nelle serate della Movida padovana, al Portello, in centro storico. Evidentemente il sindaco o non gli fanno vedere i giornali oppure mente sapendo di mentire. La notizia che abbiamo dato in apertura la dà anche il Corriere del Veneto, oltre al Gazzettino. In prima, operaio morto dopo essere stato schiacciato da un tornio in una officina di Marcone, l'ennesimo incidente sul lavoro. E poi attivazione del Mose a Venezia, marea a 110 centimetri, innalzate le paratie mobili, sta per arrivare una nuova ondata di maltempo e quindi c'è ancora un allarme per possibilità di dissesti idrogeologici, ancora precipitazioni molto intense. Il Giro del Veneto abbraccia l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, la città di Lonigo gli ha reso omaggio con un traguardo volante. I consiglieri regionali vicentini Silvia Maino e Marco Zecchinato tornano a chiedere attraverso una mozione in discussione in questi giorni che al campione venga restituita la medaglia che aveva vinto nel 2008. L'abbraccio della città al campione. Il Giro del Veneto ha reso omaggio a Davide Rebellin, un traguardo volante predisposto in memoria dell'ex campione di ciclismo scomparso a novembre 2022 a seguito del tragico incidente a Montebello Vicentino. Nella frazione di Madonna, davanti all'abitazione, al bar di famiglia Ultima Tappa, striscioni e applausi dedicati a lui. A quasi 2 anni dalla tragica scomparsa del nostro campione, la ferita rimane sempre viva. Ma altrettanto vivo è anche il suo ricordo, l'affetto e la riconoscenza per quello che Davide è stato per la nostra città. Ma a 2 giorni di distanza dalla sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti del camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso il campione, i consiglieri regionali Silvia Maino e Marco Zecchinato tornano a chiedere che alla famiglia di Rebellin venga restituita la medaglia vinta alle Olimpiadi di Pechino del 2008, che gli era stata revocata per accuse per le quali fu poi assolto. D'altra parte Lonigo ha già dedicato una ciclabile, c'è anche un memorial in ricordo di Davide Rebellin, un grande ciclista, un'icona del ciclismo sia per talento sportivo ma anche per spirito di abnegazione e capacità di soffrire sui pedali in bicicletta, che tutti gli riconoscono, anche i colleghi professionisti che hanno corso con lui. Una persona molto amata, un grandissimo ciclista. C'è stata anche una sentenza di condanna e un risarcimento che non ci riporterà indietro Davide Rebellin né a noi né alla famiglia, ma comunque un personaggio che va ricordato, e per questo appunto con la collega abbiamo ritenuto di portare l'attenzione e la luce su questo grandissimo ciclista. Davide è un esempio anche per i giovani del nostro territorio e ha portato per 30 anni alto il nome del Veneto nel ciclismo in tutto il mondo. Davide ha avuto una medaglia d'argento a Pechino che porta ancora il suo nome è scritto lì, e noi vogliamo che Davide abbia questa medaglia. Davide purtroppo non c'è più, ma la sua medaglia c'è, e noi chiediamo che in tutte le sedi si attivi il Consiglio regionale e la Giunta perché gli venga restituita. Non ce l'ha fatta Sergio Cittato, il pensionato di 81 anni che ha lottato per circa una settimana tra la vita e la morte dopo essere stato investito a Mogliano. La moglie invece è ancora ricoverata in ospedale. La coppia abita al Lido di Venezia, dove la notizia ha suscitato profondo cordoglio. È morto all'ospedale di Treviso, dove era ricoverato da martedì della scorsa settimana il panettiere veneziano in pensione Sergio Cittato, travolto da un'auto mentre stava camminando nel centro di Mogliano davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta. La situazione dell'81enne pensionato è parsa subito gravissima dopo l'incidente e purtroppo, dopo alcuni giorni di agonia, è arrivata la tragica notizia.
La situazione si è evoluta nel modo peggiore. La moglie Raffaella Boffelli, infermiera all'ospedale al Mare al Lido, in pensione, si trova invece ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale, ma la situazione sarebbe in miglioramento. L'automobilista investitore è un 77enne di Mogliano, al volante di una Toyota, e doveva rispondere del reato di omicidio stradale. La coppia si recava abitualmente a Mogliano per andare a trovare la loro unica figlia Silvia, lì residente. I coniugi citato, secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora in fase di accertamento, stavano camminando mano nella mano e abitano a Lido di Venezia in via Perasto, una laterale del Gran Viale, dove la coppia è molto conosciuta e la notizia della tragedia si è sparsa molto rapidamente. Tante le attestazioni di stima e vicinanza che sono arrivate alla famiglia. Sergio, per oltre 20 anni, ha gestito il panificio e il forno di famiglia tra gli anni 70 e 90 a Sant'Elena, in centro storico a Venezia. Anche sui social è stato ricordato a lungo come una persona splendida, così hanno detto amici e conoscenti. Servizio di Lorenzo Maier, ed è ammirevole la decisione di Gino Cecchettin di andare nelle scuole a parlare con gli studenti per evitare che ci possano essere altri episodi di violenza come quello terribile che ha tolto la vita alla figlia Giulia. Risentiamo le sue parole pronunciate davanti agli studenti di Longarone. Partiamo dalla fine, quando dopo oltre un'ora fitta di dialogo, fuori dalla retorica predominante che ci vuole diversi e dunque omologati anche nel sentimento più intimo qual è il dolore, uno studente si avvicina al palco per parlare vis-à-vis con Gino Cecchettin. È l'immagine più forte che riassume il valore della mattinata intensa al Centro Culturale di Longarone. In platea studentesse e studenti dell'Alberghiero e dell'ENAIP con i loro insegnanti per il primo dei 4 eventi organizzati dal Comune di Longarone e dalla Fraternita di Misericordia contro la violenza di genere. Voglio farle vivere Giulia, come posso fare? Giulia fisicamente non c'è più, ma posso farle vivere con i racconti, con gli aneddoti che me ne ha fatti vivere tantissimi. Fondamentale l'alleanza scuola-famiglia, lavorare con voi per promuovere l'educazione all'amore, non semplicemente alla sessualità, dirà poco prima dal palco il sindaco Roberto Padrin, introdotto da Giorgia Segato, che con maestria di pana intesse la conversazione con gli studenti che in queste settimane hanno raccolto e inviato le loro domande a Gino Cecchettin. Ho visto molte domande inerenti a Filippo. È un nome che io non ho paura a nominare, e chi era, com'era, e capisco anche il perché di queste domande, perché si vuole identificare, al di là della storia tragica, chi è il profilo di un omicida. E Filippo, afferma Gino Cecchettin, avrebbe dovuto capire che il no di Giulia non era la fine di tutto, perché oggi sarebbero entrambi qui felici. Il papà di Giulia nel dolore vive sua figlia, demonizzando quello stesso dolore va avanti per sé e per la sua famiglia. Io mi ispiro a Giulia, che aveva fatto dell'altruismo e della felicità, della positività uno stile di vita in modo naturale, perché lei era così, e ispirandomi a lei cerco di portare una parola buona. Ecco, io non ho soluzioni, ma magari mi pongo tante domande, ma magari in quelle domande qualcuno rivede qualcosa e riesce anche a fare qualche considerazione. Durante l'incontro c'è tempo e modo per parlare della promozione dell'attenzione verso l'altro, ma anche del patriarcato che domina la nostra società, eppure dell'uso dei social, trappole che ti catturano, spiega Gino Cecchettin, che esorta la platea a non farsi fagocitare dalla tecnologia che allontana dalla vita reale. Come famiglia, fino all'ultimo dei nostri giorni, vivremo con il dolore, ma cercherò di dare anche un minimo di felicità alla mia famiglia, quindi Davide ed Elena potranno in qualche modo godersi la vita con un po' di felicità, sempre riportando Giulia nel cuore, che era una ragazza felice, e quindi ecco, cerchiamo di far sì che da questa tragedia nasca qualcosa di positivo per poter anche sorridere. Complimenti, davvero complimenti a Gino Cecchettin. Invece vediamo la richiesta di uno sconto di pena da parte dell'ex PR di Loreggia, in carcere dall'anno scorso, nonostante una doppia condanna per stupro.
In carcere da 1 anno e mezzo circa per una doppia condanna a 8 anni per violenza sessuale, ma Filippo Roncato, 29enne di Loreggia, ex PR di discoteche, ha chiesto attraverso il suo legale uno sconto di pena di 2 anni e 7 mesi, ovvero il periodo trascorso con misure restrittive dell'obbligo di dimora e di firma in attesa della condanna. Roncato è in carcere a Bollate per scontare una condanna di 6 anni per aver abusato nell'agosto del 2015 di una quindicenne all'interno della discoteca Eurobaita al lago di Castelfranco Veneto, condanna confermata dalla Cassazione che nell'ottobre dell'anno scorso ha confermato anche 2 anni di pena chiesti in primo e secondo grado per un'altra molestia avvenuta nell'estate del 2016 in una casa di Massanzago, dove Roncato aveva tentato un approccio sessuale nei confronti della sorella minorenne del suo amico. Servizio di Valentina Visentin, andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia, Italo Morao. State con noi, a tra poco. Grandi ascolti ieri a Focus TG con l'intervista al sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, che è sempre poi nel mirino delle opposizioni anche per la questione delle retribuzioni del suo staff. Vediamo come ha risposto il primo cittadino. 4 mesi dopo le elezioni si continuano a fare i conti. Li sta facendo il comune di Bassano in merito alla polizia locale nell'Unione Montana. Li ha fatti l'opposizione a proposito delle nomine relative allo staff del sindaco. Il capo segreteria Matteo Celebron e Angelo Macchia, incaricato del controllo dell'indirizzo politico della giunta, si sono già insediati negli uffici di via Matteotti a disposizione del primo cittadino Nicola Finco. I costi, a loro dire, sarebbero eccessivi e le nomine sarebbero avvenute assumendo una persona, Celebron, troppo vicina politicamente e personalmente al sindaco, e un'altra, Macchia, in età pensionabile. La puntualizzazione e la replica arriva direttamente da Nicola Finco. Diciamo che le opposizioni stanno facendo polemica su nulla. Tutti i sindaci di comuni di medie e grandi dimensioni hanno la possibilità di istituirsi una segreteria che si chiama staff del gabinetto con persone di fiducia per poter svolgere al meglio il ruolo di sindaco o di presidente di provincia piuttosto che di regione. Io ho scelto 2 persone di altissimo profilo da un punto di vista di esperienza della macchina amministrativa, in quanto già lavorano all'interno del pubblico impiego, 2 figure che sono impiegate, una a tempo pieno in categoria C e l'altra come categoria D a part-time, con uno stipendio base individuato dal contratto nazionale del lavoro, senza le somme stratosferiche che abbiamo letto sui giornali piuttosto che su altri media, che qualche collega consigliere ha annunciato alla stampa. Quindi stiamo parlando di 2 posizioni regolarissime che tutti i sindaci del nostro territorio hanno assunto nel corso dei loro mandati amministrativi, quindi è un'altra polemica sul nulla. Penso che la prossima conferenza stampa che faranno le opposizioni sarà quella per accusare il sindaco di avere pochi capelli in testa. Altri tagli a danno dei comuni compresi nella manovra che è stata illustrata ieri dal ministro Giorgetti. Andiamo subito da Lucio Zanato che è in compagnia del sindaco di Treviso Mario Conte. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con il sindaco di Treviso ma anche presidente di ANCI Veneto. Tagli in questa manovra economica, il vostro responso? Sì, siamo un po' preoccupati, devo dire che ce lo aspettavamo, nel senso che comunque le interlocuzioni col ministro Giorgetti ci sono state ed è riuscito a limitare al minimo i tagli ai comuni, tagli che però ci sono, e devo dire che rispetto ai comuni del resto del paese i comuni veneti sono da sempre virtuosi, segno evidente che nel tempo hanno sempre risparmiato, mai speso €1 in più. È per questo che per noi i tagli, seppur piccoli, sono comunque pesanti, perché abbiamo sempre lavorato con in equilibrio di bilancio. Ricordo che, lo dicevo in occasione dell'Assemblea ANCI, noi i comuni in dissesto finanziario negli ultimi 35 anni in Veneto sono stati 3, l'ultimo 29 anni fa. Segno evidente che c'è una cultura amministrativa importante. Non così in altre parti. Non così in altre parti assolutamente, però voglio dire, qui tagliare significa oggi dover sacrificare qualcosa. Adesso attendiamo di vedere le simulazioni e l'impatto sui nostri bilanci e capire poi cosa dovremo fare. Devo però dire altrettanto che dalle
parrebbe che i costi, per esempio per i minori stranieri non accompagnati, passassero tutti a carico dello Stato. Questo sarebbe sinceramente una grande boccata di ossigeno per i comuni di Treviso. Dico per esempio che per il comune di Treviso sarebbero 500.000 euro che verrebbero liberati per il bilancio e per le politiche sociali. Quindi, se confermata questa indiscrezione che mi è arrivata proprio dal Ministero, sarebbe davvero una grande bella opportunità anche da un punto di vista finanziario, che potrebbe anche in qualche modo alleggerire i tagli che dall'altra parte abbiamo subito. Quindi attendiamo di capire poi l'ufficialità e l'impatto di questi tagli sui nostri bilanci. Immaginavamo che sarebbe stato comunque una manovra che richiamava qualche sacrificio tutti noi. Devo dire che il ministro Giorgetti è stato comunque, nella sua sincerità, è stato anche di parola. Ecco, la buona amministrazione è ennesimo esempio di una autonomia possibile? Io richiamavo a una questione settentrionale, nel senso che fino a qualche anno fa magari ci si lamentava o ci si arrabbiava per delle occasioni sprecate a causa dei tagli o del fatto che le risorse venivano destinate ad altre regioni. Oggi diventa una questione vitale per il mantenimento di alcuni servizi essenziali ai nostri cittadini. Cioè, tagliare i comuni veneti significa ormai dover sacrificare servizi ai cittadini, cosa che noi non vogliamo in alcun modo fare, perché l'asticella della vita qui è alta, ma quando parlo di asticella della vita non significa che ci godiamo solo la vita, significa servizi agli anziani, servizi ai bambini, servizi ai disabili, cose alle quali noi non vogliamo in alcun modo rinunciare. Però i conti devono tornare e quindi adesso capiremo appunto l'impatto, però la questione settentrionale va aperta, nel senso che oggi non possiamo più guardare soltanto a una certa zona del paese, dobbiamo guardare con la stessa attenzione anche ai comuni del nord, ai comuni veneti e soprattutto io continuo a sognare, a lavorare perché questo paese diventi un paese meritocratico, dove chi ha ben amministrato viene sostenuto e non penalizzato. Ecco, altro tema invece che è nei giornali di oggi, ma ne abbiamo parlato anche noi più di qualche volta, è la fine del numero chiuso in medicina. Come la vedete voi come amministratori questa apertura verso nuovi medici? Significa che nei nostri ospedali potranno arrivare più infermieri, più medici e superare le difficoltà che hanno caratterizzato la sanità nazionale e anche quella veneta legata alla mancanza di personale all'interno dei reparti. È altrettanto vero, e qui mi rivolgo sempre al governo, che bisogna dare il giusto compenso a queste professionalità per evitare che o vadano nella sanità privata o addirittura scelgano di andare in altri paesi dell'Europa a prestare il loro servizio dopo che il nostro paese li ha formati. Quindi formiamoli, paghiamoli, perché abbiamo bisogno di professionisti preparati che si prendano cura della nostra salute. Ecco, rimanendo all'università, come sta andando il rapporto con le direzioni universitarie e il Comune di Treviso in termini proprio anche di spazi? In modo straordinario. Io devo ringraziare i due atenei che sono presenti nella nostra città, Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Padova. Con entrambi abbiamo due progetti molto ambiziosi di ampliamento degli spazi. Con Ca' Foscari ci stiamo sviluppando a Turazza e con l'Università di Padova invece a Santa Maria del Rovere, all'ex caserma Salsa. Però con entrambi ci sono gli obiettivi di far crescere la comunità universitaria nella nostra città, di raddoppiarla, perché entro il 2026 vorremmo arrivare ad avere 5.500, 6.000 studenti universitari. Significa avere un ventaglio di corsi importante, significa che scelgono Treviso per la qualità della formazione, che è appunto legata ai due atenei che sono assolutamente tra i più prestigiosi a livello mondiale, e anche una città pronta ad accoglierle. Quindi spazi per le università, ma soprattutto spazi per i servizi agli universitari. Esatto, quindi partendo poi dai costi di vita, quindi appartamenti e quant'altro. Sì, studentati, noi ne abbiamo due in progettazione e poi abbiamo anche delle interlocuzioni con dei privati che vogliono investire in questo ambito sui loro immobili, e quindi questo bene, e carta dello studente, quindi garantire a loro dei servizi a dei prezzi agevolati. E qui devo dire che il supporto dei nostri commercianti è straordinario, perché stiamo lavorando su più fronti proprio perché Treviso sia una città pronta ad accogliere questa nuova comunità che poi può far fare il salto di qualità a tutta la città. Grazie, se non hai domande a te la linea, direttore. Grazie molte al sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte Lucio
e al nostro Lucio Zanatto. Andiamo a Padova a vedere in quali condizioni si trova un illustre malato, cioè la statua equestre del Gatta Melata, che da tempo viene curata. Sentiamo Valentina Visentin. Buongiorno da Padova per parlare del restauro di uno dei monumenti simbolo della città. Stiamo parlando del monumento equestre del Gatta Melata nel sagrato della Basilica del Santo. Dopo un anno di indagini, la Soprintendenza di Padova fa il punto sulla campagna diagnostica 2024. Soprintendente Tinè, che cosa è emerso? È emerso un quadro in qualche modo più ottimistico rispetto a quello che era emerso in una prima fase di studio, di analisi puramente autoptica, diciamo senza toccare nulla. In questo giro, parecchi mesi di lavoro da parte dell'Università di Padova, abbiamo messo in qualche modo le mani sulla statua, ancora non l'abbiamo movimentata, però endoscopie, gammografie, ultrasuoni, analisi delle pattine, analisi del basamento, insomma è stato fatto un set terrificante di analisi conoscitive che ha consentito in qualche modo poi all'Istituto Centrale del Restauro, che è la massima autorità in materia, di dare una lettura incoraggiante, diciamo, nel senso che alcune patine, lo dirà meglio il direttore, sono addirittura conservative, la statua non sta così male, naturalmente ha bisogno di un restauro importante che la delegazione pontificia ha già messo in cantiere. Stiamo insieme elaborando un progetto e quindi confidiamo a brevissimo di incominciare il restauro vero e proprio della statua. Una statua molto amata dai padovani, non solo l'abbiamo visto con le tante visite che in questi mesi che si sono potute effettuare ci sono state. Ecco, si parlava di problemi al basamento, parliamo con Luigi Oliva, direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro. Il basamento, che era quella la parte considerata più critica, invece come sta? Allora, dal quadro delle analisi, delle indagini che è stato effettuato recentemente, non risulta una condizione estremamente preoccupante dal punto di vista statico, per cui saranno fatti degli interventi comunque di consolidamento e quello che invece richiede una maggiore attenzione in ambito di restauro è sicuramente la parte superficiale. Già sono state sostituite con delle copie le sculture originali che ornavano il basamento, però va comunque consolidata tutta la parte superficiale esterna. Il basamento poi in particolare magari richiederà anche ulteriori interventi, sia per riequilibrare la posizione della statua, perché quando è stata ricollocata nel dopoguerra praticamente è stata rimessa in maniera non consona rispetto ai punti di scarico naturali concepiti nel disegno originale di Donatello. E con l'occasione si faranno una serie di campagne anche di pulitura che sono importanti per rimuovere il piombo e le malte che sono state inserite in tempi recenti per garantire questa posizione non corretta e contestualmente magari si faranno delle indagini per la possibilità di realizzare un basamento antisismico, che è un tema fondamentale per la tutela di questo patrimonio nel suo contesto, visto che andiamo verso situazioni di non prevedibilità della sismicità del paese, quindi garantiamoci la conservazione migliore per il nostro patrimonio. Questo dunque è lo stato di salute del Gatta Melata, lavori che dovrebbero iniziare quanto prima per restituirlo completamente spoglio anche dall'involucro che ora lo protegge alla città. Grazie a Valentina Visentina e ai suoi ospiti. Andiamo a Romano Dezzelino, dove è finita la stagione delle erbacce, ma non è finita quella dell'abbandono dei rifiuti. Ancora una volta sono i rifiuti i protagonisti poco graditi di una segnalazione arrivata alla redazione di Rete Veneta. Sacchetti di plastica, buste di carta, una bottiglia e una lattina sono stati abbandonati a Romano Dezzelino, nella frazione di San Giacomo, nei pressi di un supermercato in via della Madonnetta. Sono gesti di inciviltà, scrive il nostro telespettatore, ed effettivamente basterebbe mettere in pratica il buonsenso e l'educazione di gettare le immondizie negli appositi contenitori per occuparsi con
con gesti semplici del bene comune. È quello che avevano fatto ad esempio alcuni residenti di Rondobrenta a Bassano, che si erano dati da fare per togliere le erbacce cresciute a bordo strada e lungo i marciapiedi. Il compito della polizia è affidato a SIS, società multiservizi del comune di Bassano. E quest'ultima infatti è non più ETRA, come era stato erroneamente esposto nel nostro servizio del 4 ottobre, che si occupa della manutenzione e gestione del verde pubblico. Da parte del comune trappela comunque un ringraziamento a tutti i cittadini che si occupano di tenere pulito davanti a casa propria, anche al di là dei propri doveri. Servizio di Mirko Cavallin della nostra redazione di Bassano. E torniamo sulla notizia della chiusura a Treviso delle scuole elementari Pascoli nel popoloso quartiere di Santa Maria del Rovere, perché dopo le dichiarazioni dell'assessore Gloria Sernagiotto di ieri abbiamo incontrato alcuni genitori decisamente contrariati. Sentiamo. Mi spiegate, se l'asilo funziona, perché non funziona la primaria? È quello che dalla scorsa settimana si chiedono i genitori degli alunni che frequentano per l'ultimo anno le scuole Pascoli di Via Salsa a Treviso. Perché dati alla mano per loro non c'è quell'inverno demografico indicato dall'amministrazione comunale come motivazione per la chiusura del plesso scolastico. Quando abbiamo fatto la riunione la settimana scorsa con gli assessori, io gli ho fatto il segno di Pinocchi, si sono un attimo risentiti, però è la verità. L'anno scorso c'erano 35, se sbaglio, bambini all'asilo, che qui è adiacente, che è muro con muro. Quando sono andati per iscriversi hanno detto che non c'erano posti per iscrizione perché non si faceva la prima, dunque era già una cosa pregressa che avevano già deciso dall'anno scorso di non fare più la scuola qui. Per giunta gli ho anche detto agli assessori, ma scusate un attimo, chiudere una scuola così per costi, se avete l'asilo che state riscaldando, penso che non sia tutto centralizzato. E a quel punto uno mi fa, ma perché? Sì, è vero. Allora se è vero, perché state facendo questa cosa? Quindi, secondo molti genitori, c'è una premeditazione nella chiusura, con tanto di prima già spostata lei Masaccio. Ecco il bus già attivo, però al momento solo proposto dall'assessore Gloria Sernagiotto come compensazione al prossimo spostamento. Il risultato è, ci dicono i genitori, che già ora con il traffico mattiniero il mezzo passa non prima delle 8:15 e porta i bambini ben oltre le 8:30 alle Masaccio, facendo perdere regolarmente un'ora di lezione. Faremo un pedibus. Cosa vuol dire un pedibus? Li fa? I bambini li troviamo davanti qua alla chiesa e a piedi andiamo al Masaccio. Cioè è una soluzione valida, bambini con l'ombrellino, vestiti, se devono fare 1,5 chilometri a piedi per andare a scuola. Una situazione che tra l'altro molti genitori pare non abbiano proprio capito, considerando la poca dimestichezza con la lingua italiana. Cosa ne pensa del fatto che chiude la scuola? Beh, se è un bel problema si chiude. No, non posso parlare. Ma questa scuola qui chiude. Bisognerà portare i bambini da qualche altra parte. Non so parlare, scusa. Se chiude la scuola dobbiamo portare lì. Con questa situazione di fatto sembrano tutti rassegnati, sperando in un futuro almeno per l'immobile. Spero quanto prima che non rimanga una cattedrale nel deserto e venga occupata da qualche altra attività. A tutti però rimane l'amaro in bocca su come Casugana ha gestito la faccenda. Ci hanno dato una notizia già decisa, non ci hanno fatto partecipe a niente, non ci hanno chiesto niente e ci hanno lasciati nel balia. Basta, arrangiatevi. Uno spettacolo, i Vox, la gente che parla, davvero sono parole e immagini che colpiscono sempre molto. E a proposito di chiusure, è scoppiato il caso della discoteca Odissea trevigiana, la discoteca di Spresiano, vietata agli over 40. L'Odissea non è per vecchi, è un tempio della musica, una discoteca famosissima. Ha suddiviso la discoteca, dice la Tribuna di Treviso, le zone a seconda dell'età. La pista commerciale è solo per i ragazzi sotto i 25 anni, per cui gli over 40 andranno da qualche altra parte, però è giusto sentire poi come stanno le cose dal gestore della discoteca, che cercheremo di avvicinare quanto prima. C'è stato un incontro ad alta tensione in biblioteca a Volpago, genitori infuriati con tutti hanno chiesto conto delle larve servite ai loro bambini durante la mensa scolastica. Alla fine però nulla di fatto in attesa del responso della USL. Che titolo ti serve per la salute dei miei figli? Dimmi la verità.
Che titolo ti serve per la salute dei vecchi? Genitori infuriati a Volpago per la mensa scolastica che ha servito ai bambini del riso con larve e pare anche spinaci con graffette metalliche. E questo pagando il servizio all'azienda fornitrice, per la quale ora chiedono al comune la rescissione del contratto. Si tratta di un colosso industriale della distribuzione con appalti non solo per le scuole volpaghesi, ma per ospedali e residenze anziani della Marca e non. Una rottura al momento impossibile per il sindaco Paolo Guizzo, anche in risposta a chi chiedeva di tornare alla ditta fornitrice precedente. La Macagnani ha detto, e io gliel'ho fatto ripetere 2 volte, che non avevano i requisiti per partecipare all'appalto. Appalto di 1.200.000, è colpa mia se mi manca certificazione. L'azienda presente all'incontro non ha negato il fatto, giustificandolo come un errore in proporzione ai grandi numeri di produzione nello stabilimento lungo il Piave nel Veneziano, peraltro subito raggiunto da un controllo da parte dell'USL. Alla fine però ognuno è rimasto nelle proprie posizioni. C'è un po' uno scaricabarile. I controlli in questo caso loro dicono che ci sono stati, ma se succede una cosa del genere vuol dire che non sono stati abbastanza. In ogni caso, cioè, quello che è successo, quello che dico io, è una cosa del genere, cioè che i bambini mangiano riso con le larve, cioè, per un genitore come fa dopo a dar fiducia all'azienda che porta il cibo in mensa? E tra chi ha annunciato che manderà il figlio a scuola col pranzo al sacco e chi spinge per un generoso rimborso pasti da parte dell'azienda, la soluzione più vicina per il sindaco sarà a giugno, quando scadrà l'appalto. Ma intanto il servizio mensa non cambia. Pensare proprio il cambio dell'azienda ci devono essere motivazioni molto gravi, che comunque da parte nostra, diciamo, attendiamo il responso da parte dell'ULSS su quelle che sono state le analisi, quelle che saranno le analisi che devono fare sui piatti che sono stati, diciamo così, sigillati e prodotti all'ULSS. Insomma, una vicenda che continueremo a seguire. Intanto andiamo in pubblicità, 2 minuti con Mattia Pizzaia e Italo Morao. State con noi, grazie. Siamo nella splendida Marostica per una festa tra nonni, castagne ed alpini. I bimbi della scuola dell'infanzia hanno passato una mattinata diversa dal solito. Quale miglior modo a Marostica di festeggiare la giornata dei nonni che farlo insieme agli alpini e con le castagne, tipiche di questo periodo autunnale? E così ecco che la sezione delle Penne Nere di Vallonara risponde all'invito delle maestre della scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta di Ponte Campana. Si presenta con 25 kg di castagne e le offre alla cinquantina di bambini della scuola e ai loro nonni, una mattinata di festa per bambini e adulti. Sono anni ancora che facciamo queste iniziative, si sono offerti per la prima volta gli alpini e non fanno solo la castagnata ma organizzano il picnic, quindi in primavera tutti assieme in cordata andiamo a Vallonara alla sede a fare i picnic, vengono a Natale e vengono anche alla nostra festa di fine anno per consegnare i diplomi ai bimbi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia che poi passano alla primaria. La sezione alpini di Vallonara conta quasi 150 iscritti e per loro stare con i bambini è un momento di gioia. Basta uno squillo da parte di qualche maestra e noi col passaparola poi ci troviamo. I bambini sono molto partecipi e dobbiamo stare attenti perché ci vogliono fregare, se si può passare, il cappello, e lo vogliono provare e vogliono farsi le foto anche loro con i nostri capelli. Un appuntamento insomma che sta ormai diventando una tradizione per la scuola, un'occasione per coinvolgere le famiglie e condividere il nostro passato, i racconti delle tradizioni e naturalmente il futuro. Preoccupati giustamente per i loro cappelli, poi i bambini prendono magari la piuma, insomma, no? C'è sempre qualche rischio e invece non ci sono rischi al Sant'Artemio per il Banco Solidale della nostra Mirelluccia, una nuova iniziativa dell'Associazione dei Veneti Schiacciati dalla Crisi, non soltanto distribuzione di generi alimentari ma anche dei mini corsi di cucina per valorizzare le materie prime.
Abbiamo fatto anche il tiramisù, ma abbiamo fatto il pollo diciamo con le erbe aromatiche, abbiamo fatto il sugo per la pasta, abbiamo fatto diversi piatti diciamo così della nostra tradizione. Sono i piatti insegnati ai tanti che ogni mercoledì vengono a rifornirsi di generi alimentari al Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi al Sant'Artemio. È il nuovo passo sul fronte della solidarietà nella dignità delle persone. Non solo dare quindi, ma anche formare per utilizzare al meglio le materie prime, incoraggiare con tanti piccoli successi culinari e addolcire magari con queste crostate chi sta vivendo un momento di depressione. Perché noi abbiamo avuto in regalo tanta marmellata e quindi oltre a distribuirla diciamo in settimane alternative abbiamo pensato di fare delle crostate così dopo da distribuirle ai nostri amici che vengono a trovarci. Ed è così che lo chef ha iniziato oggi la lezione sulle crostate. Facciamo delle crostate alla marmellata, che è sempre un prodotto che abbiamo qua al Banco Solidale. Allora si procede per fare una crostata con mezzo chilo di farina, poi abbiamo 200 grammi di zucchero e 200 grammi di burro. Tutti i prodotti presenti tra i bancali sugli scaffali del Banco Solidale che in pochi minuti diventano splendidi dolci in cottura al forno. Semplici dolcezze per un piccolo esercito che ogni mercoledì viene qui nell'ex cinema del Sant'Artemio. Noi seguiamo 97 famiglie, abbiamo nei tesserini eccetera, 97 famiglie per un totale di 270 persone. Italiani sono quasi tutte persone sole, anziane, quindi c'è un problema o ammalate, mentre diciamo così le persone straniere sono anche in 7 per famiglia. Per tutti ora accanto alla spesa solidale c'è un'opportunità in più, imparare l'arte tra i fornelli. Qui manca solo, per fare il tocco, manca solo una spolverata di zucchero a velo. Zucchero a velo. Ed è perfetto. Ma si possono fare anche biscotti con questo impasto? Questo è un impasto base in pasticceria. Con questo puoi fare tutto, puoi fare biscotti, puoi fare biscotti all'amarena. È un impasto base. Gli ingredienti fondamentali: zucchero, farina e burro. Grande Mirella, una ne fa e 100 ne pensa. Vi do l'elenco degli ospiti di stasera a Focus alle 21:15. Ci saranno Andrea Zanoni, Michele Toaldo, Marco Brigo, Paolo Dalmastro, Sandro Martinelli, Michela Nieri. È tutto per oggi, grazie per aver scelto la nostra informazione. Ci vediamo stasera, buona giornata.